Mi avete chiesto l'home tour e va bene, facciamo questo home tour, ma prima aggiazzo un nome e cognome fuori dalla cassetta postale qua, che non ce l'avevo messo ancora, mi ha chiamato Bustino, guarda tu metti il nome e cognome, va bene. Ok, abbiamo messo il cognome, adesso entriamo, iniziamo da questo ingresso. Questa è l'entrata con il cancello automatico, proseguiamo e c'è questo piccolo sentiero, ok, e c'è questo sentiero, così lo vedete ancora meglio, tutto circondato da alberi. Queste, come ho capito, sono piante di nuci, da come ho capito io, poi non so, ancora l'ha già capito. Siamo da circa una settimana qui, quindi stiamo ancora cercando di capire. Quindi questa qui è l'entrata, per come la vedete, quindi si passa con l'auto qui, e quella che vedete di fronte è casa mia. Quindi ci facciamo questo vialetto, vedete, nella pace proprio, non si sente una mosca volare, e c'è tutto questo spazio, vedete? Io ho la possibilità di mettere anche la macchina qua dove voglio io, non abito da solo qua, sopra abita un'altra famiglia e lì un'altra famiglia, e qui ci sto io. Metto il grandangolare così vedete meglio, ok? Qui c'è la mia popò e questa è l'entrata di casa, quindi un'entrata indipendente dove sto effettivamente da solo, ed ecco qua. Quindi ho questo piccolo giardinetto ancora da sistemare, come vedete qua, e quest'altro piccolo giardinetto l'ho messo, diciamo, ho messo quest'erba sintetica per Raffaele, per farlo giocare, per non farlo sporcare poi nel terreno. Come vedete c'è il terreno, quindi ho messo questa erbetta sintetica, così lui si mette a giocare qui. Abbiamo comprato la sabbia, ho preso questo ombrellone che sta un poco, se la stai a non sa dove, sta un poco curvato, però da sistemare ancora, come vedete, no? Ci dobbiamo ancora ambientare. Qui sta su scaletta perché oggi mi sa la telecamera, stiamo ancora sistemando. Poi questa è l'entrata e vediamo se ci aprono. Scusate il postino, potete rapire? Scusate, salve, posso? Buonasera. Ok, allora ragazzi, questa qui è l'entrata, che vedete quanto è grande questo salone? Per mo' teniamo solo divano a mezzo, perché abbiamo ancora sistemato. Quindi chiudiamo la protta, ok, e quindi questo è tutto il salone, che gli dobbiamo mettere qualche quadretto, qualche cosa, qualche poltrona, cioè stiamo ancora vacando, abbiamo atterrato in da sala, proprio. Quindi ci stiamo ancora sistemando per bene. Qui c'è Raffaele che sta vedendo i cartoni animati. E quindi questo è principalmente il salone, ok? Qui c'è questo bel camino che Angela vuole rivestire, perché questo colore ha detto che non gli piace, non va bene con la parete attrezzata, e non sappiamo come l'amma pittato sto coso, che ci amma mettere la coppa, non lo sappiamo, e quindi stiamo ancora in sospeso, sta parete è vacante ancora, perché è così. Quindi l'ingresso, poi dopo qui abbiamo la cucina dove Angela si è fatto mettere un po' di LED, vedete lì sotto, molto molto carina questa cucina che Angela si è fatta, e accenniamo la lucella, e quindi questa è tutta la cucina. Abbiamo messo la tavola qua ancora a vuoto lì, perché stiamo ancora capendo che a prendere, e qui abbiamo questi due cazzimbocci, mi domandate che sono, io non lo so che cosa sono, ma effettivamente sono poggia cose, cioè poi nei cose, vedete, dobbiamo ancora sistemare un po' con la situazione. E quindi a appoggiare qualcosa, ma vedere ancora, voglio la marregna da sta casa, ok? Questa è la piccola cucina che abbiamo preso, mi sono pare LED da sotto, tanto bellilla, e canata fanastelle che affaccia poi, diciamo, su un terrazzo che non è nostro, ok? Poi da qui si parte e si va di qua, questo è il ripetitore wifi, qui abbiamo il corridoio, accendiamo la luce, e questo quadro sta a pizzicato solo perché abbiamo trovato giù i giovani, solo perché, sennò perché volevamo appendere a cavallo, perché ci abbiamo trovato i giovani, in due sfratti, non sapevamo dove mettere questo quadro, abbiamo preso, quindi poi vediamo. Qui abbiamo una stufa a pellet, quindi la stufa che funziona con quei cosi di legno, faccio vedere come è la situazione, che stanno le chiavi di tutto qua stella, che se l'hanno trovato in terra, ed ecco qua, vedete? Stanno quei cosi, ancora l'hanno provato, ancora lo dobbiamo testare.
e niente, quindi che stai? Ci sta sta stufa a pellet che dovrebbe riscaldare un po' tutte le stanze. Iniziamo da qua, questo è il cesso, qui si accende la luce e qui si spegne la luce nel corridoio. Questo è il gabbicesso, questo è il primo gabbicesso, quindi si entra, qui si appare un po' che la roba, questa è la vasca, quella è il cesso, la carta igienica, ma ancora vedete? Ci serve ancora cosa per mettere la carta igienica, che teniamo, gli stiamo mettendo in mezzo mano a mano, ma cada tutte cose però, stiamo ancora a fare, qui stiamo a mese per asciugare i capelli, e stiamo ancora a mettere cose per asciugamano, stiamo ancora come i vagabondi, avete capito? E questo qua so io, che sto perdendo i capelli, guardate qua, si vede qua? E io stringo per non far aprire, Quindi si esce da questo gabbicesso, usciamo, spegniamo la luce, e poi in questo corridoio, qui sulla destra abbiamo la camera da letto. Si apre e c'è la camera da letto. Vedete, qui c'è lo specchietto, c'è sto sembie. Abbiamo un comodino, comodetto, comodino, comodona. C'è il letto. Qui dobbiamo appendere tre quadri, appena teniamo tempo. C'è la culla per Raffaele perché l'attacchiamo vicino al letto e si dorme là, quiete. C'è questa finestra che sbuca effettivamente nel cortile. Vedete? Tanta pace e tranquillità, non sente niente. C'è l'angolo make up di Ansel e c'è questo armadio dove ci sto io, questa bella papussa, ok? E quindi al mazzacato sto lampadario qua sotto qua. E questa è la camera da letto. Anche sta faspi, guardate, si sta andregando. Quindi andiamo qua, questa qui non ci fate caso, siamo momentanei, questo è un gioco che già c'è stato. Questo è un gioco che già c'è stato, questa non è la stufa ragazzi, è la cosa per gli insetti. Fa una luce blu, gli insetti vanno vicino, e spara il botto. E qui c'è la stanza di Raffaele. Entriamo nella stanza di Raffaele e vediamo subito che i fratelli Manna che vengono in macchina e poi ecco qua, ci sono tutti i suoi giochini con il tavolo, le sedie, voglio vedere i giochini che ci sono. Abbiamo messo questa bella tenda, Angelo l'ha messa, questa bella tenda, come si chiama? La tenda Lego, e poi c'è questi giocattoli, vedete, e poi c'è sempre la finestra che esce qui e ci sono tutti i suoi giochi, qui ci sono sempre io. Qui c'è sta Stitch e va bene. Non vi ho fatto vedere altre cose importanti, guardate mo tempo perché tengo già affanno. Sto carrozzino momentaneo, cammizzo. Qui è il mio studio da completare, quindi entriamo pian piano. Qui vedete trovate la chitarra mi seccata tanto per quadri Carolina, il pianoforte, c'è sta un po' di sta roba che mi ha dato perché è fornuta, infatti qui la moquette io la stavo mettendo ma poi è fornuta per la via e sono rimasto senza i pezzi, vanno a arrivare e completo tutto mettendo sta moquette. Poi ho messo varie lucelle qua momentanee sempre, voglio vedere tengati cose intere che non so come fare, che chiamo già una mangia sistema, sempre una finestrella che sbuca qui. C'ho questi vari cavalletti che mi servono a me, che tengo la borsa, che la parrucca, Carolina e tutte cose, qua tengo queste cose che ci ho accattate poco fa, e qui sto ancora sistemando là. Angelo non sa, si è fatto un buco per la linea, qua per l'Inkem, e ma ci scordate che qua sta pure a candela. Giudicite. Ho messo questa luce qua, quindi questa è la mia postazione, ancora sconcecata, perché sospettando che mi arriva un microfono nuovo per la scheda, un macello, va bene. Questa è la postazione, con due bottiglie di alcune frizzante nella naturale, so perché. Comunque questa è la postazione. Vedete qui ci sono i pannelli fonoassorbenti che devo ancora continuare a mettere, come pure qua, su fornuto, e non tengo ancora un lampadario. Un lampadario fosse, non so, magari aiutarci, mi sa che mi pare, ma secondo me non ci lo metto. Sapete perché? Perché io ho già fatto 3 botte sto oscuro, e mi accontento di queste luci qua. Quando è giorno, arriva la finestra e tengo questa luce, la luce non c'è piccia proprio, quindi sto proprio una favola a zi, ok? Poi tutte queste luci metto un lampadario, mi fotto proprio, rimango così, proprio a vichinghi, vero? Angelo è contento di sta cosa. Poi andiamo nel cesso, ragazzi. Cos'è questo? Questa è la mia... Questa è la lavanderia. È la mia. È la sua lavanderia, non è un cesso per gli ospiti, questo si entra, e quando dici, tu cesso, tu trasi, e lavare roba, tiene la lavatrice, asciugatrice, un bagnetto per creatura, roba per applicare roba alla coppa. Cioè, capi? Se la fa una cagata, ti sta coppa asciugatrice e caga l'oci, ma così dice. Ma qua un'altra finestrella che sbuca verso l'esterno, diciamo, di là, la caldaia. Le cose qua, qui sono sempre io, il lavandino e niente, temmo si fu una cosa. E qui abbiamo la doccia, però, molto carina, che si arapa così. Si arapa così, vedete? Ora ce l'hanno a fare una doccia qua, Niente, questa è inutilizzata. Se qualcuno ne voleva provare, già stanno problemi. Ma niente qua. Quindi,
Torniamo indietro, non è finita qui ragazzi. Andiamo a vedere la cosa più grande. Questa stanza l'avete vista su TikTok, per chi mi segue su TikTok, più o meno l'avete vista. Quindi io la apro, sta chiuso. Ecco qua, apriamo e ingasiamo la luce. Voglio un buon riga. Qui quando non sai che arriva a mettere la roba, mettiamolo là, non si può più come no, guardate. Vedete? E voglio è così. Questo cosa ancora dobbiamo attaccare, cioè in mezzo la che ancora a mettere. Guardate, mai fatto un trasloco? Non macino. Quindi da qui si scende e si va verso quello che è un seminterrato, e so busto una cosa, e c'è un seminterrato, quindi noi scendiamo piano piano e vediamo che c'è tanta roba. Ok, cominciamo ad accendere le luci. Allora, si scende, mi trovo questo, effettivamente, tutta la roba che non ci serve. Vedete quante cose che non ci servono? Lì un altro spazio enorme per mettere le cose. Guardate qua. Un altro spazio enorme, bustuna, un altro condizionatore che per adesso ancora non abbiamo messo. E qui osservate l'immensità di questa stanza. C'è nata casa, se a qualcuno di voi ci serve una casa, ci affitta. Capacità stanzetta, capacità stanzetta, cucina, bagno, è stato a posto. Ecco qua, noi abbiamo un piccolo freezer qui. Oggi mi sa la palestra per mocca a bacio, perché io avevo tutte le cose per la palestra, l'ho messi qui giù perché non so c'è rollaggia a mettere, in due studi non mi pare casa. E come vedete qui si può mettere una cucina, ok? Quindi effettivamente si può anche mettere una cucina e utilizzare questa stanza come tavernetta, ok? Quindi venire a mangiare qui giù. Però è un poco fresca, fa un poco freschetto qua giù perché è così. Quindi io caso qui, non so se c'è la luce, ci sta la luce, che bella lampadina. E qui abbiamo quest'altra porta, vedete? Che si chiude, vedete? La porta di Sette Nani, si apre ed effettivamente è inutilizzato perché non so prima che c'è una mettere, mo cadente. Spegniamo la luce ed ecco qua, vedete? Molto molto grande. Saliamo verso sopra, spegniamo tutte le luci. Ma giù, la casa è questa fondamentalmente. Cabascia non si può stare perché fa troppo freddo, la capa a me se mi sta venendo perché a 30 anni quando sto qua dentro i capelli, mi faccio un allora un garre proprio. E quindi poi la cosa che rimane più bella è quando tu la mattina apri questa porta e niente, te ne esci qua fuori. C'è questo piccolo giardinetto, piglia seggiolelli, tassiette. Ecco qua. E si sta proprio in grazia di Dio, ragazzi. Mo attualmente fa troppo caldo per stare qua fuori, però più tardi qui ad Avellino si rinfresca l'aria, quindi si sta molto molto meglio. E dopo aver visto un po' tutto questo, voi dovete indovinare quanto pago al mese. Perché non l'ho comprato tutto questo, io ho un'altra mentalità, non vado a comprare una casa per viverci, la comprerei solo sotto forma di investimento, ma ditemi un po' voi, tutto questo, quanto lo vado a pagare ogni mese? Ve lo devo dire? Prima di dirvelo, scrivete già qui sotto nei commenti, secondo voi, quanto vado a pagare. Fatemi sapere, secondo voi, tutto questo, quanto può valere, quanto può costare ogni mese. La zona è Avellino, quindi vicino Mercogliano, zona Mercogliano. Il costo di tutto questo è 400 euro mensili. E lo so. Chi non ci crede, chi dice no, è impossibile, però è così. 400 euro mensili. Tutto questo. Effettivamente ti deve piacere la tranquillità. Se ti piace un bordello non si può fare, quindi non li apprezzi. Pago di meno qua che dove abitavo prima pagavo 4,60 circa, qua pago 400, ho la casa che è il triplo, lo spazio che è il triplo, è tutto il triplo. Quindi e adesso io e Raffaele vi salutiamo. Raffi, salutiamo tutti quanti. Ciao. Salutano. Vai. Ciao. Mo stacca lui il video, guardate, io vi saluto già, ma stacca lui il video con il dito, vai. Stacca il video, vai qua. Premi, vai. Qua, questo qua, vai.